Alleluia. Posso io danzare in libertà, perché sono suo figlio, perché sono suo figlio. Posso io cantare in libertà, perché sono amato, perché sono amato. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. C'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà. C'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono. Noi siamo liberi per il suo sangue, libero sono, libero sono. Alleluia, gloria a Gesù. Grazie Signore per la libertà che godiamo, Signore. Alleluia, a te Gesù. Grazie Signore. Possiamo avere un cuore riconoscente questa mattina per la libertà che abbiamo, Signore.
Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrai. Chi temerò? Contro i nemici miei combatti al posto mio, nelle battaglie sei il solo scudo ed io. Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Non trovo forza in me, ma tu mi sosterrai. La mia salvezza in te per me trionferà. Chi temerò? Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele, sei fedele. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Alleluia, Signore. Tu sei l'amico fedele, Signore. Tu sei al nostro fianco anche quando noi non ce ne rendiamo conto, Signore. Signore, la tua armata sta insieme a noi. Non abbiamo nulla di cui temere, Signore. Assolutamente, Signore, la pace, la tua pace può invaderci, Signore. Né malattia, né difficoltà, né qualsiasi altra cosa ci possono allontanare da te, Signore. Signore, vogliamo credere questa mattina. Veramente noi sappiamo che la fede muove le montagne, Signore. Quindi se qualcuno oggi ha una difficoltà e non ha la consapevolezza di sentirti al tuo fianco, veramente fa che ti possa sentire
e che nel suo cuore possa sentire la pace veramente, perché tu veramente ci dai gioia, pace, la forza, Signore, con la tua armata. Fa che quello che cantiamo sia quello che sentiamo, quello che crediamo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Una cosa ti chiedo, Signore, e quella ricerco con tutto il mio cuore, di dimorare nella casa tua tutti i giorni della mia vita, per contemplare la tua bellezza ed ammirare il tuo tempio. Adoro adorarti, adoro ringraziarti, adoro te, mio Signore. Sei l'unico Redentore, il potente Salvatore, il Santo, maestoso Dio, incomparabile, ineguagliabile, nessuno è come te, meraviglioso Re. Una cosa ti chiedo, Signore, e quella ricerco con tutto il mio cuore, di dimorare nella casa tua tutti i giorni della mia vita, per contemplare la tua bellezza ed ammirare il tuo tempio. Adoro
Signore, sei l'unico Redentore, il potente Salvatore, il Santo, maestoso Dio, incomparabile, ineguagliabile, nessuno è come te, meraviglioso Re, meraviglioso Re. Le tue lodi innalzerò, il tuo nome benedirò, il volto tuo per sempre io vedrò, rivestito di gloria sarò, il tuo regno mai fine avrà, in eterno regnerà. Alla tua presenza, oh Dio, io vivrò, insieme ai santi e agli angeli canterò. Adoro adorarti, adoro ringraziarti, adoro te, mio Signore. Sei l'unico Redentore, il potente Salvatore, il Santo, maestoso Dio, incomparabile, ineguagliabile, nessuno è come te, meraviglioso Re, incomparabile, ineguagliabile, nessuno è come te, meraviglioso Re, meraviglioso Re. Alleluia a te, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nelle notti buie, sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò
La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. Nella mia vita sei fedele. Nella mia vita sei così buono. Nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Io canterò. Nella mia vita sei fedele. Nella mia vita sei così buono. Nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Gloria a Gesù. Quanti possono realmente dire che Dio è fedele? Che Dio è amore? Accomodatevi. C'è stato un episodio in questi giorni che ne hanno parlato tutti i telegiornali e ne hanno parlato in tutte le trasmissioni televisive. Non so se l'avete visto, ma sicuramente chi segue un po' la televisione ha potuto vedere in qualsiasi canale che si girava, prendevano questa situazione che è venuta in una festa che dovevano annunciare il loro matrimonio. Invece lui pubblicamente ha raccontato che la sua fidanzata, questa donna, lo tradiva con un avvocato. Quindi in questa festa dove dovevano annunciare il matrimonio, lei era lì con le rose pronte, e lui ha detto devo dirvi, e ha raccontato un po' questa situazione. E poi l'ha salutato, si è scusato con tutti i presenti, ha buttato un gelo addosso a tutti, che ha raccontato per filo e per segno chi era questa persona, che stavano preparandosi anche per andare, che la tradiva con questo avvocato. E quindi ne hanno parlato tutti quanti per dire, ma è giusto fare una cosa del genere, è giusto poterlo dire pubblicamente. Quindi hanno chiamato i legali in televisione, gli esperti, per dire se una persona poteva fare una cosa simile. Perché vi dico questo? Perché quando ero lì seduto, il Signore ha parlato al mio cuore questa mattina. Io non posso fare almeno di dirvi qualcosa prima che entriamo poi nel messaggio della parola di Dio. Ho una grande responsabilità davanti a Dio. Chiunque si trova dietro a un pulpito e riceve una parola da parte del Signore, se non lo fa sta male. Quando andiamo a casa ci sentiamo male. Sapete che cos'è che tiene in piedi una relazione? Cos'è che tiene in piedi una relazione? Non è nemmeno l'amore, sapete? Quello che tiene in piedi una relazione tra un marito e una moglie, ma anche relazioni in tutti i campi,
anche a livello lavorativo. Quello che tiene in piedi è la fiducia. C'era una pubblicità che un giorno diceva: la fiducia è una cosa seria. Quelli che hanno la mia età se la ricordano. Davide diceva così: fino a quando non ho confessato il mio peccato davanti a te. Noi possiamo venire in chiesa, possiamo cantare i canti, ma non essere sinceri. Davide ha dovuto scoprire e ha detto: Signore, tu ami la sincerità che risiede nel cuore. Io potrei offrirti anche 10.000 olocausti, non farebbero niente. Puoi venire qui a cantare, lodare, alzare le mani, ma se non sei sincero nella tua vita davanti a Dio. E quando parliamo di sincerità vuol dire essere sinceri anche con i fratelli, essere sincero l'uno con l'altro. Se io vivo ancora una vita di peccato, non potrò mai smuovere la mano di Dio sulla mia vita. Giacobbe disse al Signore: non ti lascerò andare fino a quando non mi avrai benedetto. E Dio andò alla radice del problema e gli disse: qual è il tuo nome? Il suo nome il suo nome consisteva in qualcosa, soppiantatore, imbroglione. E lui dovette dire: io sono un imbroglione, sono Giacobbe. E quando confessò questo ricevette la benedizione da parte di Dio. Tu non starai mai bene, te lo voglio dire questa mattina, non troverai mai pace nel tuo cuore, non starai mai bene se continuerai a dire bugie, falsità e soprattutto non confessi al Signore che hai bisogno di Lui, che hai bisogno dell'intervento della sua mano. Continuare a trovare scuse, continuare a trovare difese in qualche modo, ma quando riceviamo il tocco della mano di Dio sulla nostra vita, quando riconosciamo che siamo ammalati e abbiamo bisogno che il Signore ci guarisca, e confessiamo al Signore, ci prostriamo davanti a Lui e non andiamo a raccontare in giro le cose che non sono, che sono vere, perché tu non starai mai bene, perché hai un peso così grande che è dentro la tua vita e non l'hai messo ancora ai piedi della croce del Signore. Te lo dico con tutto il cuore, te lo dico da fratello e te lo dico per esperienza nella mia vita. Non è qualcosa che noi possiamo togliercelo così facilmente. La parola di Dio quando è che ci dice che noi siamo guariti? Dice: confessati i peccati gli uni agli altri, onde siate guariti. Sono un peccatore. Fratelli, mi trovo in questa situazione. Ho bisogno. Perché la Scrittura ci dice che il sangue di Gesù è potente da cancellarci da ogni macchia di peccato. Venite a me, quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li rimbiancherò come la neve, dice il Signore. Quindi avere quella piena certezza, consapevolezza soprattutto di aver bisogno del Signore. È inutile continuare a tirare avanti e a continuare a nascondere le cose, perché prima o dopo queste cose verranno alla luce. E quando verranno alla luce faranno male, faranno molto male. Quindi è meglio che risolviamo il problema prima possibile. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è un momento importante per te, se ti trovi qui. E voglio dirti che avrei voluto
iniziare questo culto in maniera differente. Siete d'accordo, no? Ma devo fare ciò che sento nel mio cuore, di dirti da parte di Dio, perché ho una grande responsabilità. Però quando io uscirò da qui, uscirò a dire, Signore, faccio anche fatica, mi vedete? Signore, ho detto quello che tu hai messo nel mio cuore. Poi la responsabilità è tua davanti a Dio. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Dio è buono, la sua misericordia è infinita. Gloria al nome del Signore. Bene, avete visto il titolo del messaggio della parola di Dio che questa mattina voglio condividere con voi? Che cos'è? Bene, adesso tutti quelli che hanno pazienza si alzano in piedi. C'è una sorella qui davanti, napoletana proprio verace, che ha detto in termine napoletano, è una parola, che vuol dire solo una parola, la pazienza. Ma questa mattina io voglio parlarvi della pazienza, ma contemporaneamente attendere. Pazienza e attendere. Sono due argomenti che lo Spirito Santo ha messo ieri nel mio cuore, in modo particolare per la mia vita. Quanti sanno che quando arriva una predicazione arriva prima il pastore della Chiesa? Non pensate che io sono il primo che apro la lettera, la leggo, però in questo momento, in modo particolare, io veramente ho bisogno di tanta pazienza. Ma tanta pazienza. Non vi dico il perché, ma forse avrete immaginato. Un pastore a volte vengo a sapere tante cose, no? E quindi ho tanta pazienza. E dico, Signore, intervieni tu in questa situazione, per favore, perché se intervengo io posso far danni, lo sapete? Posso fare danni. Quando interviene il Signore, Lui sa come intervenire. Perché prima di tutto lo fa nella mia vita. Lui ha tanta pazienza con me, non so con voi, ma con me ha tanta pazienza. Tantissima pazienza. Allora voglio prendere spunto da leggervi dal Salmo 40, questo è un salmo profetico che Davide scrisse, l'ha scritto in un momento storico della sua vita, in un momento molto particolare. Si dice che Davide ha aspettato 10 anni, cioè ci sono stati 10 anni di persecuzioni di Saul, di Absalom, 10 anni sulla sua vita. Provate a immaginare quanta pazienza lui ha dovuto avere. Quando Saul lui gli andava a cantare, lo rallegrava il cuore, calmava il suo spirito e lui si arrabbiava e gli mandava delle lance addosso quando lui gli suonava e lo calmava il suo spirito. Quando Dio si usava di lui, eppure avere questo nemico che malgrado tu fai delle cose buone per lui, sei oggetto di mira. E Davide ha avuto pazienza, ma Davide ha dovuto anche lui capire Dio quanta pazienza ha avuto con lui. Quando lui ha commesso quel peccato così grave con Betsabea, Dio l'avrebbe potuto fulminare all'istante. Siete d'accordo oppure no? Prima che succedesse o durante che sta succedendo questo. Ma Dio cosa fa? Ha una pazienza così straordinaria che gli manda un profeta e gli racconta una favoletta. E attraverso questa favoletta mette in evidenza il suo peccato in maniera così palese, forte, che lui non ha ancora compreso. E lui dice, quest'uomo merita la morte. E lui gli dice, quest'uomo sei tu. Ma Dio ha avuto misericordia per te e ha pazienza per te. Pensa a te. Leggiamo. Io ho pazientemente aspettato l'Eterno. Leggiamo dal versetto 40, dall'1 al 4, solo 4 versi. Io ho pazientemente aspettato l'Eterno ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Egli mi ha fatto uscire da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia
e ha stabilito i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un cantico nuovo, all'oda del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nell'Eterno. Beato l'uomo, lo voglio ripetere, beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia e non riguarda ai superbi. Gloria a Dio. Questo salmo, dalle nostre traduzioni che noi abbiamo, sono andato a vedere tutte le traduzioni che abbiamo, dice, in un testo in modo particolare, dice: ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno. E sapete, in questo periodo, lo sanno i fratelli che vengono anche al giovedì, sto trattando delle tematiche su alcuni versi della Scrittura che mi stanno aprendo un mondo. Perché? Perché dice: ho pazientemente aspettato il Signore, ho fermamente aspettato il Signore. Avrebbe potuto dire: ho aspettato il Signore. Ma usa ho pazientemente, ho fermamente aspettato il Signore. Quanti sanno com'è difficile aspettare qualcosa da parte del Signore? Quanti ancora state aspettando qualcosa da parte del Signore? Quanti sanno com'è difficile, quando Dio ci ha fatto anche qualche promessa, e aspettare la promessa di Dio? Se voi vedete Abramo, Isacco, Giacobbe, hanno aspettato anni, 20 anni, 30 anni, Mosè 40 anni, hanno aspettato anni per ricevere una promessa che Dio gli aveva fatto. Perché Dio ha i suoi tempi. Nell'originale, sono andato a vedere nell'originale ebraico, dice così: ho aspettato, virgola, ho aspettato l'Eterno. Cioè lo dice due volte. Ora, per gli ebrei, quando affermano due volte qualcosa è importante. È molto importante. E Gesù questo lo sapeva. Difatti Gesù, se voi vi ricordate, quando diceva qualcosa, ascoltate, ascoltate, udite, udite, due volte. Simone, Simone, due volte. Per affermare qualcosa che devi fare attenzione, molta attenzione. E quindi quando dice ho aspettato, virgola, ho aspettato, ecco perché qui loro traducono, i traduttori, le nostre traduzioni, o fermamente o pazientemente, perché noi questa cosa la prendiamo sotto, cioè in italiano, nella nostra lingua, possiamo dire ho pazientemente aspettato, perché ho aspettato, ma l'ebreo sa che cosa significa. Ho aspettato. 10 anni. I teologi rabbini dicono che Davide scrisse questo salmo alla fine dei 10 anni di persecuzioni con Saul. Ed è importante vedere che loro lo chiamano ancora adesso il cantore di Israele, Re David. Sulla bandiera di Israele c'è ancora la stella di David. Ed è ancora il Re di Israele, perché loro stanno attendendo ancora il Re dei Re, il Signore dei Signori. Noi invece sappiamo chi è il nostro Re, Gesù Cristo. Il Signore è il nostro Re. E qui dice: mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude. Quindi sta affermando che questa situazione di cui lui stava aspettando non era semplicemente qualcosa, sto aspettando qualcosa, no? Paolo dice: per 3 volte ho chiesto al Signore che mi togliesse questa spina nella carne, ma poi il Signore mi ha risposto: la mia grazia ti basta perché si dimostra perfetta nella tua debolezza, no? Quindi non sappiamo cos'era, ma qui lui sta dicendo che questa situazione per lui era una fossa di perdizione. Ora la mia domanda è questa: hai mai vissuto in una situazione del genere? Cioè la tua situazione, quello che stavi attraversando, quello che hai attraversato o quello che stai attraversando,
sembra una fossa dove c'è del fango, dove tu continui a camminare ma sprofondi sempre di più. Questa è la forza di perdizione. Cioè ti perdi d'animo, ti perdi coraggio e sembra che non potrai mai uscire da quella situazione, da quella condizione. E quindi cosa fai? Pensi di prendere delle decisioni che per te siano quelle più logiche, o pazientemente. O pazientemente, o fermamente aspettato il Signore. Non è facile, ma non ho preso nessuna decisione, ho aspettato il Signore. Addirittura quando lui si è trovato Saul davanti a lui che lo poteva togliere la vita, lo poteva uccidere, non lo ha toccato, perché ha detto: io non metterò mai le mani sull'unto di Dio. Sarà il Signore. Vedete, ho aspettato il Signore. Ma come? Uno che ti sta perseguitando, uno che ti sta seguendo, uno che ha un popolo che ti vuol fare a fettine, a pezzettini, vuole venirti a prendere con l'aspirapolvere. Non so se all'epoca c'era l'aspirapolvere, perché adesso si scoprono tante di quelle cose che già c'erano tanti anni. Caspita. Ma non lo so, ma questa era l'intenzione di Saul. Quanti sanno che Dio è molto paziente? Romani capitolo 15 versetto 5 dice: è l'Iddio della pazienza e della consolazione vi concede di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. L'Iddio della pazienza. Lui è molto paziente. Ascolta bene quello che voglio dirti. Lui sta avendo molta pazienza con te. Tanta pazienza. E la pazienza di Dio è infinita. Ed è per questo che questa mattina ho aperto anche l'incontro di dire: attenzione, fai molta attenzione. Perché Dio è paziente, ma è anche un Dio giusto. È anche un Dio di giustizia. La pazienza è uno dei frutti dello Spirito. Sapete? Non dice che, fra l'altro, quando voi prendete, dice è il frutto dello Spirito che è all'interno di altri frutti, ma è il frutto. Se voi prendete l'arancia, cosa dite? Spicchi d'arancia o dite arancia? Arancia. Poi dopo, quando l'ho sbucciato, ci sono tanti spicchi. Così, qua dice, il frutto dello Spirito, in Galati capitolo 5, versetto 22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Abbi pazienza. Autocontrollo. Quanti hanno l'autocontrollo? È un optional che vendono nelle macchine, sapete? Davvero, Sapete che puoi mettere il limite di velocità? Tu acceleri, ma la macchina va sempre a quel livello perché gli hai messo il limite. Autocontrollo. Hai voglia di accelerare? Il salmista dice: Signore, guarda l'uscio della mia bocca e frenalo. Autocontrollo. Io non sono bravo ad autocontrollarmi. Non so voi, però sto imparando. Forse prima che il Signore mi chiama, siamo chiamati a rivestirci della sapienza di Dio. Colossesi 3,12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Siamo chiamati ad avere pazienza. Ah no, io non ho pazienza. Io sono uno di quelli.
Quando dico, e i fratelli lo sanno, in modo particolare in chiesa, quando mi stanno vicino, che sono i miei collaboratori, quelli più stretti, quelli diciamo che hanno responsabilità corale, musica, strumenti, bisogna fare questo, ragazzi, bisogna comprare, bisogna muoversi, bisogna fare, dacci il tempo di andare a vedere, no, bisogna fare, a Nino che non c'è questa mattina, me lo posso dire, quante volte, Nino bisogna mettere quei microfoni lì, vedete da quanto tempo volevo i microfoni, perché quando si prega non si sente, quindi per favore mettete questo, per favore facciamo questo, io sono un tipo che o lo faccio subito oppure dopo dico non ho più voglia di farlo, siete d'accordo o no? Quanti di voi siete come me? Che una cosa la faccio subito, mi alzo e dico la vado a fare, se no altrimenti no. Quindi tolgo l'occasione per farlo. Quello che la tua mano fa, fallo con tutte le tue forze e fallo. Quando lavoriamo per l'opera di Dio dobbiamo essere attivi, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo fare le cose. Ma queste cose a volte hanno un lato positivo, altre volte hanno un lato negativo, perché tante volte mi sono detto, caspita, avrei potuto aspettare. Avrei potuto riflettere, avrei potuto chiedere aiuto a qualcuno di un consiglio e proprio questa mattina mi sono seduto e ho chiesto un consiglio perché riconosco la sapienza, la saggezza, riconosco e quindi senti, aiutami per favore, fammi capire queste cose qua. Fratelli, non dobbiamo vergognarci di chiedere aiuto. Nessuno di noi è perfetto, siete d'accordo o no? Abbiamo bisogno di chiedere aiuto. Se Dio ha stabilito anche all'interno di una chiesa che vi sia un consiglio di chiesa, perché viene chiamato un consiglio di chiesa? Perché danno consiglio, aiutano. Io posso vedere una cosa e la vedo da un lato, ma quando la vediamo 7, 8, 10 persone, ognuno di loro la vede da un punto diverso, siete d'accordo oppure no? Poi ovviamente si tirano le somme di intervenire e dire quella cosa come la dobbiamo fare. Seconda Pietro 1,6 dice alla coscienza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà. La pazienza, avere pazienza. Ed Ebrei capitolo 6 versetto 12 dice affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditarono le promesse. Ci vuole fede e pazienza per ereditare le promesse di Dio. Fede perché io credo. Davide diceva ho pazientemente aspettato il Signore perché? Perché aveva fede che Dio sarebbe intervenuto. Se no altrimenti cosa stai aspettando? A chi? Se io ho un appuntamento con un amico e so che lui non è mai mancato ed è sempre stato puntuale ed è arrivato sempre pronto all'appuntamento, io se vedo che lui sta tardando, io lo aspetto ancora perché dico sicuramente sarà successo qualcosa, quindi da un momento all'altro mi chiamerà o lo chiamo io e gli dico ma ti è successo qualcosa? Perché? Perché ho fede che lui venga, siete d'accordo oppure no? Se invece questa persona una volta viene, l'altra volta non è venuto, mi dà l'appuntamento, cosa fai? Te ne vai e dici guarda io ho aspettato, ma poi... Sapete chi è che è stato rigettato come re? Perché non ha avuto pazienza. Qualcuno che poi Davide ha preso il suo posto. Vi ricordate cosa ha fatto? Saul fu rigettato da Dio per non aver atteso ciò che il profeta Samuele gli aveva detto. Ascolta bene, l'attesa è un luogo dove Dio mette alla prova la nostra fede. Lo devo ripetere? Scrivitelo. L'attesa è un luogo dove Dio mette alla prova la nostra fede. Ti mette lì in attesa. E devi aspettare. Perché quando tu stai aspettando, stai fortificando la tua fede. Perché saprai che il Signore interverrà e verrà al momento giusto. Lui non si dimentica di te. Daniele aveva in cuore, quando lui vide
che quello che avevano fatto aveva dispiaciuto al Signore, lui fece digiuno, preghiere per 15 giorni e cercò il Signore e si mise là a digiunare, a pregare, non aveva più forza in sé. E Dio gli mandò un angelo e gli disse: Daniele, uomo grandemente amato da Dio, dal primo giorno che tu ti mettesti in cuore questo, Dio mi ha mandato a te. Dal primo giorno. Ma non lo poteva mandare al primo giorno, al secondo giorno, al terzo giorno, al quarto giorno del digiuno, al quinto giorno del digiuno, al sesto giorno del digiuno, 7 giorni del digiuno. Io se digiuno già un giorno svengo. 7 giorni di digiuno, poi ne ha fatti 15 giorni. Perché? Perché Daniele doveva rimanere in quella condizione. E Dio gli manda l'angelo per fortificarlo. Daniele, uomo grandemente amato. Prima Samuele, capitolo 15, versetto 26, ma Samuele rispose a Saul: io non ritornerò a te perché hai rigettato la parola dell'Eterno, e l'Eterno ha rigettato te perché tu non sia più re sopra Israele. Tu hai rigettato la parola dell'Eterno. Che cosa aveva fatto? Prima Samuele 13,8. Egli aspettò 7 giorni. Il profeta gli aveva detto: aspetta, non fare niente, aspetta che io arrivi, così offriremo l'olocausto al Signore. Egli aspettò 7 giorni secondo il tempo fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il suo popolo cominciava a disperdersi lontano da lui. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento. Quindi offerse l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto quando arrivò Samuele e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Allora Samuele gli disse: che cosa hai fatto? Saul gli rispose: quando ho visto che il tuo popolo si disperdeva lontano da me e che tu non eri giunto nel giorno stabilito che i Filistei si radunavano a Mixan, mi sono detto: ora i Filistei piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora supplicato l'Eterno. Perciò mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Troviamo sempre le nostre scuse. Tu non stavi bene, la colpa è tua perché tu non sei venuto in tempo. Sapete che Dio aveva stabilito chi doveva offrire i sacrifici e chi doveva fare il re? Ognuno fa il proprio compito. Lui invece entra in un ruolo che non è suo, che non gli era dato. Perciò mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele gli disse: tu hai agito stoltamente e non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva prescritto. L'Eterno infatti avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in perpetuo. Ora invece il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore e l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo, perché tu non avessi osservato perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti aveva comandato di fare. Sei scelto un uomo secondo il suo cuore. Non è che Davide era proprio perfetto, Anzi, però Davide, e ritorno a quello del messaggio che abbiamo detto all'inizio, quel Signore mi ha fatto dire: lui ama la sincerità che risiede nel cuore. Davide non dice come Saul qua: il tuo popolo ha fatto, io sono arrivato, devo fare. Davide non dice. Davide dice: io ho peccato. Davide si mette in prima persona davanti al Signore. Signore, io ho peccato, non prenderti con il popolo, sono stato io a peccare. Quando lui fa il censimento che non doveva farlo, dice: Signore, perché te lo stai prendendo col popolo? Sono stato io a peccare, prenditela con me. Perché è meglio cadere nelle tue mani che cadere nelle mani dell'uomo. E questo lo dovremmo capire, che quando andiamo al Signore, noi abbiamo un papà, fratelli, sorelle, abbiamo un papà, un padre, che sì ci riprende, ma ci ama. Ci ama. E tutto quello che Lui fa per noi è buono. Isaia, capitolo 40, il versetto 31. Guardate cosa dice. E concludo con questo. Chi è che viene fortificato dal Signore? Chi è che Dio fortifica? Ma quelli? Sapete cosa significa sperare?
Sperare cosa significa? Ho fermamente, pazientemente aspettato il Signore. Ho pazientemente e fermamente aspettato il Signore. Quindi quelli che sperano nel Signore, cioè Signore io spero in te, non spero in altri uomini, non spero nelle cose, non cerco l'aiuto da nessuno, io cerco l'aiuto che viene da te, io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. Io ho pazientemente aspettato il Signore. E qua dice, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi, camminano senza affaticarsi. Cioè questi che sperano nel Signore si alzano. Che vuol dire si alzano? Vuol dire che nel momento della difficoltà, nel momento in cui sono caduto, nel momento in cui sono debole e sono a terra e io spero nel Signore, Lui mi rialza. Lui mi rialza. Perché io ho un avvocato presso il trono della grazia. Per la grazia di Dio abbiamo un avvocato, fratelli miei. Abbiamo un avvocato. Quanti sanno che non possiamo presentarci davanti a un giudice senza un avvocato? Come va? Vai lì, ti difendi da solo, hai bisogno di un avvocato. Io so cosa significa andare da un avvocato. Ho fatto l'esperienza, pur non avendo fatto niente, mi sono dovuto difendere da una cosa che nulla avevo fatto, ma mi sono dovuto difendere e mi è costato allora 1.300.000 lire. Che io ne prendevo 800.000 lire al mese. Per difendermi di una causa di cose che non avevo fatto. E mi trattò bene l'avvocato. Noi abbiamo un avvocato che non paghiamo niente. Abbiamo un avvocato presso il trono della grazia, che noi possiamo confessare il nostro peccato. E Lamentazioni capitolo 3 versetto 25 dice: l'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui. In chi speriamo noi? E allora ritorniamo ai due abbinamenti del messaggio: pazienza e attesa. Si attende con pazienza. Si attende con pazienza. Quando vai in ospedale cosa devi fare? Devi aspettare ed avere. E io credo che per questo ci chiamano pazienti. Quando vai in ospedale dicono il paziente tale e tale, perché devi avere pazienza e devi aspettare. E non è che puoi dire guarda che la mia malattia è migliore, questa è la mia, no, io sono prima, lui viene dopo, lui viene. Quando vai al pronto soccorso, anche se tu stai male, lui dice che la ragazza che è lì in portineria, l'infermiera, quella che ti dice qual è il tuo problema, allora ti mette giallo o verde, addirittura te ne vai la sera a casa, pur se stai male lì. Poi ci sono quelli che invece vengono e hanno subito rosso, devono passare davanti. Bisogna avere pazienza e bisogna attendere. La cosa più importante che noi dobbiamo avere è avere quella certezza di fede che Dio conosce ogni cosa. Che Dio conosce quello che noi stiamo passando, quello che stiamo vivendo, quello che stiamo attraversando. Però quello che Dio ti chiede a te questa mattina, ti fa una domanda. Tu credi in me? Non in Gianni Palma, Dio ti fa una domanda e ti dice, ma tu credi in me? Sì. Credi che io possa intervenire in questa situazione? Credi che io sono potente da poter risuscitare i morti? Perché fu questo quello che disse Marta e Maria. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Signore, lo so, un giorno, quando saremo, risusciteranno. Dove l'avete posto? Lazzaro, vieni fuori. Che esperienza straordinaria. È vero o no? Che esperienza straordinaria.
vedere uscire una persona tutto infasciato, che esce fuori da quella tomba e lo slegano. Provate a pensare Maria, Marta, che loro avevano comprato dell'olio per andare a ungere Lazzaro, poi quell'olio servì per ungere il Signore. Ed era un olio che gli costava. Allora questa mattina voglio lasciarti con questo pensiero da parte del Signore che ha messo nel mio cuore. Se non hai pazienza, chiedilo al Signore. Signore, aiutami ad avere pazienza. Signore, aiutami a sperare ancora in Te, confidare in Te. Signore, aiutami ad accettare anche delle situazioni che non comprendo. Però io so che se Tu le stai permettendo, vuol dire che mi vuoi insegnare qualcosa. Mi stai insegnando qualcosa. Mi stai insegnando a dimostrare agli altri che cosa significa anche avere pazienza. La pazienza. Qualcuno ha detto la pazienza è la virtù dei forti. È la virtù dei forti. E noi siamo forti, sapete perché? Perché Cristo è in noi. E allora dobbiamo avere quella pazienza da parte del Signore. Allora ho pazientemente aspettato il Signore. E la cosa bella che Davide scrive, lui si è inchinato verso di me. Cioè non è che dice mi ha liberato, si è inchinato verso di me, perché il Signore ti viene incontro. Si inchina verso di te e ti prende fra le braccia e ti dice adesso è il momento, perché tu mi hai dimostrato la tua fedeltà, che hai creduto in me, che hai creduto nel mio intervento, nella mia vita. Vedete, la mia esperienza è questa, negli anni di fede. Quando non ho saputo aspettare i tempi del Signore, mi sono sempre trovato nei guai. Pur agendo con ci ho riflettuto, ho pensato, ripensato, però ho agito, ho detto no, io devo, no? E mi sono trovato nei guai. E dopo ho detto era meglio che non dicevo nulla. Era meglio che aspettavo ancora. Quelle volte invece che sembrava che il tempo non arrivasse mai, ma Dio è intervenuto. E Lui ha agito e mi ha dato pazienza ad attendere, io posso dirvi questo, che in quello ho visto la gloria di Dio. In quello ho visto la gloria di Dio e anche voglio dirti questo. Magari vorrei che tu uscissi proprio con questo pensiero questa mattina. Ascolta, tu ed io non siamo capaci di cambiare nessuno. Non siamo in grado di cambiare nessuno. Non pensare che magari rivelando qualcosa, dicendo qualcosa, non avendo quella persona cambia, non cambia. A volte ci sono ragazze e ragazzi che si sposano e dicono, vabbè, ma lui cambierà. Aspetta. Cambierà. Sì. Ma io lo cambierò. Una volta ho sentito, sì pastore, ma io lo cambierò. Però, congratulazioni. Tu non cambi nessuno. Ma se non siamo in grado nemmeno di cambiare noi stessi. L'unico che può cambiare il cuore dell'uomo, chi è? Colui che l'ha creato. Colui che l'ha creato può cambiare il cuore dell'uomo. C'è poco da fare, perché Dio sa come intervenire. Dio sa come intervenire nella vita della persona. Io ringrazio il Signore, disse una volta un fratello, mi ricordo ancora, perché Dio ha avuto tanta pazienza con me da cambiare il mio cuore affinché mia moglie non mi lasciasse. Bella testimonianza, bellissima, vera, sincera. Ringrazio il Signore perché stavo perdendo mia moglie. E invece Dio ha cambiato il mio cuore. E la moglie da là, è vero. Era in napoletano. È vero, diceva, è vero. Sì, Anna dice. Tu hai una grande responsabilità per questa comunità e che Dio possa benedicti fino all'ultimo giorno. Amen. Però questa pazienza ce l'abbiamo Tutti. Impazienza. ognuno di noi, Ok. in casa, con i propri familiari. Sì. Ci vuole una pazienza, manchi il Giobbe. Sì. Giobbe non ebbe pazienza in realtà. Manco tu. Perciò il Signore veramente possa benedicti. Amen. Perché non hai un lavoro facile. Amen.
che vengono come ai cattolici i preti, Sì. vengono a contestarsi. Allora vengono da te e chiedono un consiglio, no? E il Signore ti possa dare sempre la risposta adatta. Gloria a Dio, amen, amen. Gloria a Dio, amen. Abbiamo bisogno di sapienza e saggezza da parte di Dio. Ok, grazie Anna. Avete sentito cosa ha detto? Anch'io ho pazienza con te. Amen, grazie. Beh, ma tanti di voi avete pazienza con me, spero, no? Quindi me lo auguro con tutto il cuore, anche perché... Però insieme alla pazienza c'è l'amore. Amen, amen, amen. Amen. Quello che posso. Alziamoci in piedi e concludiamo in preghiera. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua presenza questa mattina, per il tuo Santo Spirito. Signore, grazie per la tua parola che è verità e vita, la tua parola che parla ai cuori. Signore, grazie perché anche quando qualcosa ci fa male è per il nostro bene. Tu ci ami, Signore, e tu dici nella tua parola che tu correggi, castighi coloro che tu ami, perché non siamo bastardi. E tu desideri, Signore, che noi possiamo imparare da te. Signore, tutti quanti insieme questa mattina vogliamo dirti di pari consentimento, Signore, aiutaci ad avere pazienza. Aiutaci ad avere sapienza, saggezza, e che ognuno di noi, Signore, ancora possa dire: ho pazientemente aspettato il Signore. E fiduciosi, Signore, che tu ancora una volta interverrai nella vita di ognuno di noi per rispondere, per dare una risposta, Signore, e anche per liberarci da certe situazioni affinché possiamo servirti meglio, Signore. Il nostro desiderio è quello di piacere a te, è quello di lodare il tuo nome, di benedirti, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica, fratelli. Il Signore vi benedica e ci benedica tutti insieme.